Sì, e poi rientra pienamente in quelle politiche proprio per la sicurezza scolastica che abbiamo portato avanti in questi anni, cioè misure perché i ragazzi possano andare a scuola sicuri. Il plesso scolastico di Terzo d'Aquileia è completamente riqualificato e adeguato dal punto di vista sismico, che accoglie la scuola dell'infanzia e primaria a tempo pieno. L'intervento è il risultato di un percorso lungo articolato, avviato nel 2015 e culminato con la riapertura completa della scuola il 10 settembre scorso. Nato inizialmente come progetto di efficientamento energetico, l'iter si è trasformato in un più ampio e complesso intervento di adeguamento sismico, resosi necessario a seguito delle verifiche tecniche sull'edificio. Dopo una prima fase di lavori urgenti di messa in sicurezza tra il 2016 e il 2017, l'opera ha potuto contare su un contributo ministeriale di 3 milioni di euro, integrato da risorse comunali e regionali. I lavori principali sono partiti a fine 2019 e hanno attraversato anche la fase più critica della pandemia, imponendo una complessa riorganizzazione delle attività scolastiche, con l'utilizzo di moduli prefabbricati e spazi temporanei coperti da finanziamento regionale. Il cantiere ha interessato progressivamente il corpo centrale, la palestra e la scuola dell'infanzia, fino al completamento delle finiture e alla restituzione dell'intero plesso alla comunità scolastica. L'investimento complessivo ammonta a circa 4,3 milioni di euro e ha consentito di consegnare alla comunità una scuola sicura e adeguata agli standard attuali. Questo è fondamentale, tutto questo si innesta all'interno di un percorso di formazione su cui stiamo lavorando proprio con il governo per rafforzare, che non riguardi soltanto la parte didattica ma la formazione dei ragazzi. Intervenuti il sindaco di Terzo d'Aquileia, Giosualdo Quaini, l'assessore comunale ai lavori pubblici Francesco Contini, il dirigente scolastico Stefano Zulini, in rappresentanza dell'Istituto Comprensivo Don Milani di Aquileia e Francesca Dorazio, referente dell'insegnante. Sia per i bambini, io la chiamo ancora asilo alla vecchia maniera, e la scuola elementare alla vecchia maniera, e poi anche la palestra. Abbiamo fatto un lavorone, adesso vedrete anche le fotografie di come abbiamo fatto i lavori, e che quel che vediamo oggi è eccezionale.